Stasera sì. Ad appena 48 ore da gara 1 si torna in campo per la seconda partita della serie. Gli uomini di Wanara vogliono chiudere i conti stasera. I veneti scendono in campo con la spensieratezza di chi non ha niente da perdere e con un solo obiettivo: dare filo da torcere ai bicampioni in carica fino all'ultimo secondo. Dal Pala Catania, buonasera da Luca Pellegrini e benvenuti a Covei, Meta Catania, Brico City, Came Treviso, gara 2 dei quarti di finale scudetto. Squadre a centrocampo per i saluti di rito. La Meta Catania in completo bianco, la Came Treviso in completo rosso. Vedete anche la squadra arbitrale. Arbitro 1 che sarà Francesco Saverio Mancuso della sezione di Lamezia Terme. Arbitro 2 Giovanni Loprete della sezione di Catanzaro. Arbitro 3 Mario Certa della sezione di Marsala. Cronometrista Mario Lupo della sezione di Palermo. Saluti al centrocampo. Passa anche la Came Treviso. Vi abbiamo detto in realtà maglia chiara della Meta Catania, ma la maglia chiara era quella dei portieri, quindi completo scuro da parte degli uomini di Wanara. Avete visto passare Michele Podda, prima ancora una delle stelle non solo di questo club ma di tutta la Serie A, stagione stratosferica per Luis Turmena. E questa è la foto di rito. Si tratta di un anticipo delle sfide di gara 2 di questi quarti di finale scudetto, perché le altre 3 partite si giocheranno stasera alle 20:30. Si tratta di L84 Sandro Abate, Napoli Sala Consilina e Roma 1927 Feldieboli. Ricordiamo anche i risultati dell'andata, partendo naturalmente da Came Treviso Meta Catania con i bicampioni d'Italia in carica che si sono imposti per 6-2, risultato in realtà più rotondo di quanto non abbia detto il campo, con la Came Treviso che con orgoglio è rimasta in gara per più di metà partita. Poi nella seconda metà del secondo tempo gli uomini di Wanara hanno fatto vedere tutta la propria qualità, quindi appunto 6-2 il punteggio. Nelle altre partite la Roma 1927 ha espugnato il campo della Feldieboli per 3-0, vittoria in trasferta anche per la L84 5-2 sulla Sandro Abate, e poi successo per 7-5, in questo caso successo casalingo, del Sala Consilina sul Napoli. Vedremo cosa ci attenderà nella giornata di oggi, vedremo se ci saranno delle partite che arriveranno a gara 3 oppure se si deciderà tutto in queste prime 2. Tutto pronto, sembrerebbe già scegliere la carta portiere di movimento la Came Treviso. Si comincia ed effettivamente power play immediato per i veneti. Soluzione interessante, subito un'occasione con Pedro Siqueira che intercetta, attenzione perché la porta è vuota. Albertico, sfera che si spegne sul fondo. Rivediamo. Ancora possesso Came Treviso. Turmena. All'indietro Pedro Siqueira, di prima per la corsa di Turmena. Il rimpallo lo sfavorisce. E allora
Rimessa a favore dei veneti, battuta da Sutton. Si alza subito la pressione della Meta Catania. Kame Treviso che va in avanti alla ricerca di Giancarlo Santoniazzi. Non controlla il numero 5. Musumeci, Silvestri. Ancora Musumeci. All'1 contro 1 il capitano della Meta Catania, uomo simbolo di questa società. All'indietro Turmena, finta al mancino, poi lo carica. Sai la tiene lì e riceve i primi applausi della sua partita. Lui che all'andata è stato uno dei grandi protagonisti. Stiamo parlando di un ragazzo giovanissimo, come tanti dei convocati della Kame Treviso, che di fatto era andata in vacanza al termine della stagione dopo aver conquistato sul campo la salvezza diretta. Poi con la penalizzazione dell'Eco City Genzano si è qualificata ai playoff in modo del tutto inaspettato. Antoniazzi con il sinistro, chiusura da parte dell'altro numero 5 Silvestri. Primo calcio d'angolo della partita per la Kame Treviso. Battuta fuori e poi conclusione che termina abbondantemente alta sopra la traversa. Silvestri in rete all'andata per la Meta Catania, 2 volte Albertico, poi Pulvirenti, Sacon, Giulio Musumeci, Turmena. Carmelo Musumeci si ritaglia spazio per la conclusione, poi va a sbattere contro 3 maglie rosse e allora Sutton, tunnel con la suola a Pulvirenti. Carmelo Musumeci se la prende con l'arbitro 1 perché avrebbe voluto un calcio di punizione. Ed è tornato in campo André Ferreira con la maglia del portiere di movimento. Questa può essere una soluzione chiaramente per tentare di rimontare, anche se c'è un Everest davanti alla Kame Treviso, e anche per sparigliare un po' le carte in tavola. Sicuramente la squadra di Warnara non si aspettava il power play fin dall'inizio della partita. Vediamo se questa scelta pagherà. Luisinho in verticale, Pedro Siqueira, vediamo se si è salvato. Soluzione di Luisinho in verticale, poi André Ferreira, il pallone che danza sulla linea e non è entrato. Salvataggio miracoloso di Pedro Siqueira. A un passo dal vantaggio la Kame Treviso con André Ferreira. Ancora cercato il numero 3, stavolta va Antoniazzi al sinistro, la porta è vuota. Albertico la cerca, non la trova. Sai torna in porta e quindi si torna 4 contro 4 per i giocatori di movimento. Albertico lotta all'altezza della linea laterale, alla meglio Sutton e poi il fallo laterale è della Meta Catania. Dicevamo Sai, uno dei tanti giovani convocati dalla Kame Treviso, classe 2007, con un insolito numero 6 sulla maglia. Albertico si appoggia, poi Podda all'1 contro 1. Ancora Albertico in orizzontale, calcia il pallone addosso a Bocao. Podda alle sue spalle, Pedro Siqueira. Albertico da un'occhiata in avanti, sceglie Bocao, si muove Podda, riceve Podda davanti a Sai. Podda, la Kame Treviso fa muro e conquista un rinvio dal fondo. Ricordiamo che non conta la differenza reti tra gara 1 e gara 2, per cui per andare a gara 3 è sufficiente che la Kame Treviso vinca
non importa lo scarto. Ranghi però, come vi dicevamo, estremamente ridotti rispetto alla squadra che ha disputato il campionato. Mancano Capitan Chapaviera, Donin, Gargantini. Ora Sai in avanti direttamente da Pedro Siqueira con le mani, anche lui lungo. Podda, stop sinistro, la tiene lì Sai. Antoniazzi. Luisinho fa movimento André Ferreira, in realtà ha cercato Azzoni. Podda. Pallone che con una strana parabola stava per ingannare Sai. Passati praticamente 5 minuti di tempo effettivo in questa prima frazione di gioco, sempre 0-0. Podda. Metà Catania, che ovviamente ha dalla sua il pubblico, i pronostici, il risultato dell'andata. Pedro Siqueira, destro che sibila alla destra del palo della porta difesa da Sai. Non c'è stata una deviazione. Podda intercetta tra le linee, lo stesso fa Jeremia Bui. Poi rischia tantissimo la squadra veneta e regala un fallo laterale alla Metà Catania. Podda all'indietro. Pedro Siqueira nel cerchio di centrocampo, ancora invitato alla conclusione e sblocca la partita con un destro potentissimo sotto la traversa. 1-0 al Pala Catania, segnato il portiere dei siciliani, Pedro Siqueira. C'era andato vicino qualche istante prima, segna e sblocca la partita l'estremo difensore della Metà Catania, che ora riconquista un altro pallone alto. Podda! In 12 secondi ne ha fatti 2 la Metà Catania, mette in discesa la partita con il gol di Michele Podda. Chiamato il time out da parte della Came Treviso, che era andata a un passo dal vantaggio con la prodezza di Pedro Siqueira, che per la verità ha messo una pezza a quello che sarebbe stato un suo errore, perché la conclusione di André Ferreira era arrivata sul suo palo e non sembrava irresistibile. Bel guizzo però di Pedro Siqueira, che ha tenuto la gara sullo 0-0, poi proprio lui l'ha sbloccata e adesso tutto nasce da un pallone riconquistato da Bocao e messo in porta da Michele Podda. 5 gol nelle ultime 5 partite e quarto gol alla Came Treviso con questa maglia. E si torna in campo sul punteggio di 2-0 per Podda, 30° gol stagionale, il 18° in campionato tra regular season e playoff. Sutton, imbucata André Ferreira, ancora Sutton con l'esterno, Ercolessi, Sutton, di nuovo Ercolessi, può solo andare in avanti da Jeremia Bui, altro ragazzo della Came Treviso, che va al cambio con Sai. André Ferreira, rimpallo e sfera che viene calciata fuori da Gianluca. Si tratta del 20° incrocio
tra Meta Catania e Kame Treviso, bilancio che è di perfetta parità, 7 vittorie a testa e 5 pareggi nei 19 precedenti. Andre Ferreira morbido e destro che si spegne sul fondo. Dicevamo bilancio di perfetta parità. Se si considerano però solo le partite giocate in casa della Meta Catania, la Kame Treviso ne ha vinta una sola, stagione 2020-2021, che è anche l'unica stagione in cui Meta Catania e Kame Treviso si affrontarono ai playoff, si incrociarono in semifinale. Ebbe la meglio la Meta Catania, che poi perse la finale scudetto contro l'Ital Service Pesaro. Si allarga Andre Ferreira, torna in campo il portiere di movimento, stavolta non è il 3 ma è Bui, proprio Bui servito, fa sponda. Bissoni, Ercolessi di prima, Sutton aveva visto il movimento di Andre Ferreira, non è riuscito a servirlo. Rimessa battuta all'indietro, passati 7 minuti effettivi. Bissoni attende il posizionamento dei compagni, poi sceglie di andare in orizzontale da Sutton. Ancora Bissoni, di nuovo Sutton. Albertico in pressione solitaria però. Sbaglia Sutton, intercetta Pulvirenti. Palo. Rischiato tantissimo la Kame Treviso. Sutton stavolta all'1 contro 1, la cede nuovamente a Bissoni. Si abbassa Andre Ferreira, finta di corpo, pressione della Meta Catania, Pulvirenti 3-0, segna Provvidenza. Pulvirenti, calano il tris gli uomini di Wanera. Quinto gol in carriera alla Kame Treviso con questa maglia, 24esimo in stagione, 95esimo con la Meta Catania per Pulvirenti, 3-0. Sulla carta aspettava, la Kame Treviso era attesa da una missione impossibile. Si sta rivelando tale anche in campo, con la Meta Catania spietata avanti di 3. Ha parlato alla vigilia anche Wanera. Ha detto era tanto che non giocavamo quando siamo scesi in campo per gara 1. Nel primo tempo ne abbiamo risentito, poi ci siamo sciolti. Mi aspetto passi avanti nella gara di oggi dal punto di vista della condizione, della fluidità di gioco. Non dobbiamo sottovalutare la Kame Treviso, però dipende tutto da noi. Se giochiamo come sappiamo ci qualificheremo, e per il momento come dargli torto? Carmelo Musumeci riconquista, serie di finte, doppio passo, Carmelo Musumeci, palo esterno. È un monologo della Meta Catania in questa prima metà di primo tempo. Carmelo Musumeci si accentra, poi va da Turmena, scarico, ancora Musumeci, sposta, poi sceglie lungolinea, Silvestri, Sai riesce a smanacciare con un buon riflesso. Pedro Siqueira per Silvestri, avanza e scarica. Carmelo Musumeci, Pulvirenti in orizzontale, Turmena se la porta sul piede forte, poi torna da Carmelo Musumeci, doppio passo, poi cerca il pallone dentro.
Sfera che termina in fallo laterale. Azzoni in avanti. Poi pallone sbagliato per Luisinho. Pulvirenti. Turmena, probabilmente laterale destro migliore del campionato in questa stagione. Musumeci suola, Turmena, fortissimo ma impreciso. Si fa vedere Padoan, ennesimo ragazzo della Came Treviso. Abbiamo detto di Sai con il pallone tra le mani in questo momento, classe 2007. Abbiamo nominato Geremia Bui, che si è messo in mostra anche con la maglia dell'Italia Under 19. Lui è un classe 2008 che quest'anno ha giocato in Under 19, ma spesso è stato convocato e anche esordito in prima squadra con l'Under 19, ha segnato 17 gol. Non è un vero e proprio prodotto del vivaio perché è arrivato l'estate scorsa dalla Fenice Venezia Mestre. Per quanto riguarda Padoan, classe addirittura 2009. Quest'anno ha giocato in Under 17, 21 gol. Si è guadagnato anche la chiamata della rappresentativa per il torneo delle regioni. Azzoni probabilmente ha colpito il proprio compagno, infatti è così. Dicevamo di Padoan, torneo delle regioni, dove ha anche segnato 2 gol. Lui sì che è totalmente un prodotto del vivaio della Came Treviso. E tra i convocati c'è anche Leanza, che per il momento non ha ancora fatto il suo ingresso in campo. Leanza classe 2008, insomma 2007 Sai, 2008 Bui e Leanza 2009 Padoan. Vista la situazione, Came Treviso che giustamente dà la possibilità ai propri giovani di fare esperienza. Albertico mette il corpo davanti, poi sceglie di servire Podda, ha capito tutto Bui. E poi quando Bocao prende posizione è praticamente impossibile spostarlo. Podda la chiama e la riceve Albertico, occhi negli occhi con Azzoni, poi Podda si mette in ritmo, suola Albertico, finta contro finta, bravo Azzoni, poi Bocao ci va un po' troppo morbido su questo contrasto e Luisinho guadagna un fallo laterale, per lui doppietta nella gara di andata. Sutton. Mentre ci correggiamo per quanto riguarda un dato che vi abbiamo detto prima sul gol di Podda, non è il quarto, non è il quinto nelle ultime 5 partite, ma nelle ultime 6. Silvestri, anzi Gianluca, calcia sul fondo. Sutton sulla sua verticale. Bui protegge ancora una volta Bocao. Poi Podda. Gianluca. Albertico. Podda imbucata. Bocao non riesce a girarsi. Torna ad Albertico. Sbaglia il passaggio in direzione di Podda, ma è feroce la riaggressione della Meta Catania. E poi Podda si scusa con Sutton, numero 10 della Came Treviso. Per lui un passato nel calcio a 11, poi ve ne parleremo. Podda, pallone sul secondo palo, intercettato, primo calcio d'angolo della Meta Catania. Bocao, morbido Albertico, non riesce ad agganciare. Allora batte la rimessa immediata a Sutton. Bocao provvidenziale, dicevamo di Sutton, passato nel calcio a 11, come capita spesso a tanti giocatori di futsal. Quello che non capita è aver giocato i preliminari di Coppa UEFA
con lo Zrinski Mostar. Calcio a 11, non calcio a 5. Poi ha scelto il pallone a rimbalzo controllato. Podda all'indietro, Bocao. Podda cerca di superare Antoniazzi che gli sbarra la strada. 7 minuti effettivi al termine del primo tempo qui al Pala Catania. Avanti la Meta Catania per 3-0. Reti di Pedro Siqueira, Podda e Pulvirenti. Pedro Siqueira, attenzione però, prima seguiamo questa azione della Meta Catania. Turmena punta, va al sinistro, Sai lo aspettava lì. Dicevamo di Pedro Siqueira, il suo primo gol in Serie A lo segnò proprio contro la Came Treviso 5 anni fa, quando indossava la maglia dell'L84. Turmena ancora l'1 contro 1, cerca il mancino, non glielo concedono, poi conclusione sul secondo palo. Pulvirenti, Sai abbassa la saracinesca. Bui con l'esterno, trova una traccia per Luisinho, deve fare tutto da solo, prova a passare, lo ferma Turmena che evita anche il calcio d'angolo, poi puntata che addirittura sarebbe finita in porta. Sai senza problemi. Bui, Bissoni rischia, la perde. Carmelo Musumeci punta, attende rinforzi, arriva Turmena, non può calciare, va sul secondo. Bui a chiudere. Turmena, ma gioco fermo perché sono passati 4 secondi. Sutton all'indietro, Bissoni regala il pallone a Carmelo Musumeci, può anche calciare, sceglie l'altruismo e non viene premiata questa scelta. Sai, Pedro Siqueira tiene in campo il pallone, velo di Silvestri che poi fa anche contromovimento. Pulvirenti all'indietro, Turmena di nuovo da Pulvirenti. Turmena, Carmelo Musumeci sfida Bissoni, stavolta va sul destro, isolato però l'1 contro 1. Suola, conclusione di Turmena, Parasai, poi in avvitamento Pulvirenti la mette alta. Pressione ancora una volta furibonda della Meta Catania che conquista un fallo laterale. Pulvirenti fuori, Turmena, alto il sinistro di Luis Turmena, italo-brasiliano, in carriera 7 gol alla Came Treviso, 5 con questa maglia. Silvestri addosso a Sai, non è finita. Pulvirenti ancora, Sai, doppia parata, Pulvirenti dentro, Silvestri anticipato, si prende la scena Cristian Sai. Corner, Pulvirenti morbido, André Ferreira fa buona guardia. Proprio André Ferreira in avanti, non riesce a prendere posizione Giacomo Azzoni. E allora Pedro Siqueira avanza, palla al piede nel cerchio di centrocampo. Stavolta Azzoni agisce da vertice alto del rombo per non farlo calciare. Turmena non si chiude l'1-2 con Silvestri, ma Pulvirenti si va a riprendere il pallone. Musumeci, occhi negli occhi con André Ferreira, si accentra Turmena,
con il destro. Sai. È vero che aveva un angolo estremamente ridotto Turmena, ma era una conclusione molto ben indirizzata. E Sai si è fatto trovare pronto. Ha voluto sottolineare la sua prestazione il presidente della Kame Treviso dopo la gara di andata, e ha fatto bene, perché davvero è stato prodigioso. Pulvirenti stoppa Turmena. Senza fretta la Meta Catania, che però vuole approfittare di questa partita per alzare i giri del motore, farsi trovare pronta in caso di semifinale che già si staglia all'orizzonte. Carmelo Musumeci contro André Ferreira, costretto a tornare indietro da Pedro Siqueira, che supera la linea di metà campo. 3 minuti effettivi alla conclusione. Pedro Siqueira, Parasai, non è finita. Turmena 4-0. Poker della Meta Catania. Segna anche Luis Turmena. 8º gol in carriera alla Kame Treviso. Ercolessi in avanti, Pedro Siqueira di testa. Sutton, finta e controfinta, poi in orizzontale Ercolessi con la punta addosso a Sacon. Sutton copre l'uscita di Sai. Pedro Siqueira. Sacon. Musumeci. Ancora Sacon in verticale. Albertico fa un errore non da lui. Ercolessi con il tacco, pallone che termina oltre la linea laterale. Poi direttamente in avanti Sacon, ancora verso Ercolessi, che protegge il pallone. André Ferreira si gira, poi Leanza, dribbling e scarica per Ercolessi. Imbucata, prova a girarsi, Azzoni ci riesce ma poi non ha più luce per calciare. Ercolessi, deviazione, allontana la Meta Catania. Sai con le mani, poi Pedro Siqueira per Albertico. Podda, Albertico, 1:45 da giocare in questa prima frazione con la Meta Catania, che ha messo in ghiaccio partita e qualificazione. Podda, dribbling, va via, Podda, Sai a sbarrare la strada e a evitare doppietta di Podda, e 5-0. Azzoni passa solo su Gianluca, non su Albertico. Pedro Siqueira sbaglia, il tocco per Albertico, pallone che termina fuori.
Rimessa di cui si incarica Ercolessi, giocatore più esperto della Came Treviso, classe 86, 40 anni per Marco Ercolessi, che alla prima partita con la Came Treviso quest'anno ha segnato proprio alla Meta Catania. Terza rete ai siciliani dopo quelle segnate con Real San Giuseppe e Roma. Podda, Gianluca, ancora Podda, lato si va da Albertico, tenta un sombrero ai danni di Antoniazzi che mette il fisico e poi scaraventa il pallone sugli spalti. Podda all'indietro, Albertico, dribbling che va a buon fine, poi si lotta all'altezza della linea laterale, il pallone esce e la rimessa è per la Came Treviso. Leanza all'indietro, Ercolessi, pallone che si spegne fuori, 52 secondi da giocare, 4-0 Meta Catania. Pedro Siqueira, Podda, Pulvirenti, Turmena. Gianluca non filtra il suo pallone alla ricerca di Sacon, ex freschissimo di questa partita, considerando che negli ultimi 2 anni ha giocato proprio alla Came Treviso. Pedro Siqueira, lob per Albertico, che però era già oltre la linea di fondo. Sai, prova a far ripartire la Came Treviso, però Ercolessi si fa scippare il pallone da Albertico, poi se lo va a riprendere all'1 contro 1. Ercolessi, ancora Albertico, che ora si lamenta con Ercolessi per una gomitata. Si spiega Marco Ercolessi, con la maglia della nazionale, 137 presenze, primo all time, un europeo e un terzo posto ai mondiali. Ercolessi forte in mezzo, Pedro Siqueira fa buona guardia, Albertico fa ripartire la Meta Catania, Podda la toglie a Sacon, poi sbaglia l'imbucata, ripartenza Came Treviso 3 contro 1, Antoniazzi sul fondo e non c'è stata deviazione. Pedro Siqueira direttamente da Gianluca, Podda sbaglia il controllo, rinuncia a calciare di prima e Sai salva tutto. Da ripetere il calcio d'angolo, anzi no, si tratta di pallone a disposizione della Came Treviso. Cercato Bui che non può controllare, Albertico, Pedro Siqueira, rinvio dal fondo a 2 secondi dalla fine e arriva la sirena. Per il momento basta così, si torna negli spogliatoi sul punteggio di 4-0 per la Meta Catania. Noi ci prendiamo una pausa, voi però restate qui perché tra pochissimo ci sarà la ripresa di Meta Catania Came Treviso.
arrivati al Pala Catania, ancora pochi istanti alla ripresa della gara, con il primo tempo che si è chiuso su un perentorio 4-0 per la Meta Catania, differenza nettissima in campo con una Kame Treviso che però, come vi dicevamo, si è presentata a Catania imbottita di giovani. Il portiere Christian Sai è un 2007, in campo sono entrati Bui e Padoan 2008 e Bui e Leanza 2008, Padoan 2009. Si ricomincia con il primo possesso della Meta Catania, che molto probabilmente al termine di questi 20 minuti effettivi sarà la prima squadra a strappare il pass per le semifinali scudetto e continuerà la propria cavalcata alla ricerca del terzo titolo consecutivo. Bocao, Velo, Turmena, Suola se la allunga. Allora è costretto a tornare da Bocao. Di prima Pulvirenti non arpiona. Dicevamo, altre partite in programma stasera alle 20:30. L84 Sandro Abate, con la L84 che ha vinto gara 1 per 5-2. Napoli Sala Consilina, con il Sala Consilina che ha vinto 7-5 gara 1. E poi Roma 1927 Feldi Eboli, con la Roma che ha vinto in casa della Feldi Eboli per 3-0 gara 1. André Ferreira, conclusione, sbaglia la valutazione dell'intervento. Pedro Siqueira, 4-1. Con orgoglio la Kame Treviso segna il gol della bandiera con André Ferreira. 10° gol in carriera alla Meta Catania. Ne aveva segnati 4 col Pescara, 3 con l'Ital Service Pesaro, 2 col Manfredonia. Raggiunge la doppia cifra con la Kame Treviso. Ercolessi. Stavolta indossa lui la maglia del portiere di movimento. È almeno il terzo giocatore diverso da inizio partita ad aver svolto il ruolo del power play. Aveva iniziato André Ferreira, poi Bui, ora Ercolessi. Musumeci. Colpo di testa di Bui sui piedi di Turmena. Arriva Antoniazzi, poi litiga con la sfera. Bui, Antoniazzi, Sai. Lancio lunghissimo, troppo, col pallone che si spegne sul fondo. Musumeci va via sulla destra. Poi provvidenziale il Tekel a fermarlo. Turmena coinvolge Pedro Siqueira, che supera la linea di metacampo, va subito da Carmelo Musumeci, sbaglia il capitano della Meta Catania. Turmena non riesce a far carambolare il pallone addosso a Sutton e quindi semplice fallo laterale per la Kame Treviso. Inquadrato Joseph Sutton. Classe 88, nato in Bosnia ma di nazionalità croata. È un ex, perché nel 2021, proprio la stagione in cui Meta Catania e Kame Treviso si affrontarono ai playoff, vestì la maglia della Meta Catania, tra l'altro segnando 2 gol alla Kame Treviso. Rimessa
di cui si incarica Turmena. A dialogo con l'arbitro 2 Giovanni Loprete della sezione di Catanzaro, arbitro 1 Francesco Saverio Mancuso, arbitro 3 Mario Certa, cronometrista Marco Lupo. Pedro Siqueira scarica per Carmelo Musumeci, verticale, Pulbirenti lotta, poi Leanza in pressione su Carmelo Musumeci, Pedro Siqueira, il pallone passa, Pulbirenti lo ricapita involontariamente assai, e c'è le scritte davanti, ancora Pulbirenti e poi Came Treviso in possesso. Si mette in moto Antoniazzi, trova Sutton, passaggio potentissimo. Mentre qui rivediamo l'occasione di pochi istanti fa, capitata a Pulbirenti, che non se l'aspettava. Pedro Siqueira, entra in campo Sacon, si va a destra da Turmena, conclusione deviata. In calcio d'angolo il terzo della partita per la Meta Catania. Turmena, sinistro come al solito di fuoco, ma ancora una volta impreciso. Antoniazzi, bella idea in avanti, legge bene però Pedro Siqueira. Ercolesi torna a vestire i panni del portiere di movimento. André Ferreira si fa vedere. Antoniazzi, Sutton, ancora Antoniazzi, si alza la pressione della Meta Catania che riconquista palla, salva Antoniazzi 2 volte, può ripartire la Came Treviso. André Ferreira perde l'attimo buono per innescare il contropiede e possesso a disposizione della Meta Catania. Podda non riesce a passare in mezzo a 2, guadagna però un calcio di punizione. Rincorsa chilometrica di Bocao. Va Bocao addosso a Padoan. Podda per Pedro Siqueira con l'esterno. Podda con spazio, se la porta sul destro, palla dentro. Ha cercato addirittura il gol di testa Albertico. Sempre alto il baricentro della Meta Catania, con la Came Treviso che non riesce a uscire. E allora Podda, Gianluca, Sacon cerca l'imbucata, il pallone è preda di Pedro Siqueira. Sbaglia la verticalizzazione all'indirizzo di Albertico. 16 minuti effettivi al termine di questa gara 2 dei quarti di finale tra Meta Catania e Came Treviso.
Meta Catania che ha più di un piede e mezzo, un piede e tre quarti in semifinale. Antoniazzi di prima, Azzoni, André Ferreira. Azzoni, guardate la pressione della Meta Catania, Albertico riconquista, porta vuota, 5-1, dopo la doppietta di gara 1 segna anche in gara 2 Albertico. E si riparte al Pala Catania con la Came Treviso che ritenta la carta power play. Ora Ercolessi però deve uscire e torna tra i pali Sai. Podda. Gianluca in orizzontale, Podda, finta di corpo e va via Podda. Sutton gli sbarra la strada. Poi dentro sul secondo palo e Albertico abbatte la porta ma non trova il pallone. (15 minuti e 8 secondi ancora da giocare). Io ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi al canale YouTube della divisione calcio a 5 per non perdervi nulla del meglio del futsal italiano, che adesso è entrato nella fase decisiva del campionato più importante, quello di Serie A. Sacon, all'indietro Pedro Siqueira, morbido Gianluca, il pallone è uscito. Come vi anticipavo prima, tra un'oretta circa inizieranno le altre 3 gare 2, questi quarti di finale. Sutton, Ercolessi, attaccato da Pulvirenti che gli scippa il pallone e poi con rabbia, con grinta va a esultare per la doppietta personale e il 6-1 della Meta Catania. Allora, da aggiornare le statistiche di Giovanni Pulvirenti, che fa 6 gol alla Came Treviso con questa maglia. Attenzione a un'altra occasione, 6 gol alla Came Treviso con la Meta Catania, 25 reti in stagione, 16 in campionato, 96 con la Meta Catania. Però differenza abissale di valore in campo, e chissà con la rosa a pieno regime cosa avrebbe potuto fare la Came Treviso. Giulio Musumeci, è entrato in campo anche il numero 4, gemello di Mario, oggi neanche in panchina. Giulio Musumeci con l'esterno per Turmena a lottare, poi alla meglio l'altro numero 4 Leanza, che però non passa in mezzo a due. Giulio Musumeci in zona tiro, finta Giulio Musumeci, Sai bravissimo,
Chiude e non sarà, anzi sì, calcio d'angolo. Quarto corner per la Meta Catania. Turmena, Giulio Musumeci, Turmena per Carmelo Musumeci. 7-1, hanno mosso benissimo il pallone gli uomini di Oanara e hanno trovato il 7 bello con il proprio capitano. Dilaga la squadra di Oanara, che ora torna ad alzare il proprio baricentro, ma la Camera Treviso non ha schierato il power play. Pedro Siqueira, Carmelo Musumeci, torna sui suoi passi e scarica da Giulio Musumeci. Turmena, ancora il capitano della Meta Catania che va via di forza. Carmelo Musumeci, sai, ennesima super parata. E davvero merita tutti gli applausi questo ragazzo classe 2007, che è l'ultimo a mollare. Turmena, stop, poi rientra e va all'indietro. Pedro Siqueira con l'esterno, mossa male, messa e mossa male la retroguardia della Camera Treviso. Leanza, rimpallo, fallo laterale per la Camera Treviso. Sutton, occhi negli occhi con Giulio Musumeci, poi in buca Padoan, sponda Bui. Adesso tolto Sutton, quintetto giovanissimo della Camera Treviso, ed è proprio Sutton che va a riconquistare il pallone. Finta, Sutton deve metterla in mezzo ma perde l'attimo, cerca l'imbucata. Bui, Sutton che poi mette il pallone fuori. Dicevamo quintetto giovanissimo della Camera Treviso, che in questo momento ha in campo contemporaneamente Padoan, Bui e Leanza, oltre che naturalmente Sai. Era bagnato il parquet, Sutton ha messo il pallone fuori e la Meta Catania restituisce il possesso alla Camera Treviso. Si muovono Leanza e Padoan. Bui, Sutton, gliela scipa Giulio Musumeci, ma ancora Sutton. Calcio di punizione. Non protesta Carmelo Musumeci. Prova a fare un po' da chioccia Joseph Sutton. Sistema il pallone Padoan. Fischia l'arbitro. Va Padoan addosso a Carmelo Musumeci. Padoan imbucata, Giulio Musumeci chiude, poi tenta il dribbling, passa Carmelo Musumeci, si gioca per il vantaggio, alza la testa, perde l'attimo per allargare verso Turmena. Ora Turmena, zona tiro, Sai. Carmelo Musumeci sbaglia il controllo, accenna un blocco Bocao. Poi Carmelo Musumeci serve Turmena. Può puntare Leanza.
Banco di prova per il numero 4. Turmena va via. Mette dentro, ma non c'è nessuno a spingerla in porta. Ci avviciniamo a metà della seconda frazione. 7-1 per la Meta Catania. Padoan. Lancio in zona Pedro Siqueira. Mette giù il pallone, poi con l'esterno allarga, tanto spazio per Podda. Sai e Padoan evitano l'8-1. Calcio d'angolo battuto fuori per la conclusione, che termina in porta. Probabilmente l'ultimo tocco è stato di Giulio Musumeci sul destro di Silvestri, e infatti si prende gli applausi e gli abbracci dei compagni. Rivediamo. Sì, è nettamente gol di Giulio Musumeci. Rete all'andata, rete al ritorno. Pedro Siqueira supera la linea di metà campo e studia la situazione. Poi Scodella per Sacon con il destro. Conclusione murata. Non è finita. Palo doppio. E a scaraventarla in porta ci pensa Pulvirenti. Tripletta del numero 6. Dopo il sinistro di Podda, su cui aveva messo una pezza, sai, dilaga la Meta Catania. Che si porta sempre più vicino alla semifinale. Risultato pesantissimo per la Came Treviso, che però ha potuto fare ben poco contro la potenza di fuoco della Meta Catania. Calcio d'angolo per la Came Treviso. Il numero 2 nella partita dei Veneti. Pallone fuori, destro di Leanza, respinto da Pulvirenti. Sai scaraventa il pallone il più lontano possibile. Nove minuti e 17 secondi da giocare al Pala Catania. Sul velluto gli uomini di Wanara, che ora hanno a disposizione anche un fallo laterale. Podda all'indietro per Pedro Siqueira. Podda si accentra, imbucata. Giulio Musumeci attende l'arrivo di Podda, poi serve Silvestri. Sai con il piede, Antoniazzi si autolancia, va via Antoniazzi. Gol bellissimo del numero 5 della Came Treviso, che si fa tutto il campo palla al piede e poi con un tocco vellutato scavalca Pedro Siqueira. 9-2. Una meraviglia. Che ci viene riproposta giustamente dalla regia. Davvero gran gol del numero 5, Giancarlo Santoniazzi. Prima stagione in Italia per lui. Nona rete per il brasiliano, ex Jaén, dove l'anno scorso ha giocato nella Liga. Preso un colpo proprio Antoniazzi.
Entra in campo lo staff medico quando mancano 8 minuti e 23 secondi. Avanti 9-2. La Meta Catania, tripletta di Pulvirenti e poi 6 marcatori diversi. Pedro Siqueira, Podda, Turmena, Albertico, Giulio Musumeci e Carmelo Musumeci. Azzoni. Attaccato da Giulio Musumeci e da Sacon. Poi Giulio Musumeci, finta, Azzoni. Torna su di lui. Ercolessi. Lato lato. Serve Andri Ferreira. Puntuale Silvestri. Rimessa laterale. Ercolessi. Si appoggia ad Azzoni. Ancora Ercolessi. Tocco probabilmente di mano di Sacon. Ma il pallone era già uscito. Batte velocemente la rimessa laterale. La Meta Catania. Sai. Sbarra la strada a Podda. E come nella gara d'andata è la notizia più lieta della Came Treviso avere un portiere così giovane di questo livello. Ercolessi con il piatto per Bui che non tiene il pallone in campo. Podda all'indietro per Silvestri. 3 gol nelle ultime 3 partite per Silvestri. Giulio Musumeci. Podda. Invitato a calciare, rinuncia. Giulio Musumeci, Podda. Silvestri. Con il sinistro, Sai. Dicevamo 3 gol, attenzione a Giulio Musumeci, Sai. Dicevamo 3 gol nelle ultime 3 partite per Silvestri. Doppietta pesantissima nell'ultima giornata di regular season, quando la Meta Catania stava per gettare al vento il primo posto e si trovava sotto 4-2 contro il Sala Consilina. Pedro Siqueira allarga, Podda. Finta. Silvestri. Di prima Sacon. Calcia fortissimo. Dovrebbe essere stato di Giulio Musumeci l'ultimo tocco. Almeno così chiedevano i giocatori della Came Treviso. In realtà calcio d'angolo numero 6 per la Meta Catania. Podda sbaglia completamente l'esecuzione e regala la rimessa alla formazione veneta, che in panchina non ha nemmeno il proprio condottiero storico Silvio Rocha, che ha lasciato il club dopo 11 anni, record a livello italiano, terzo posto a livello europeo. Occasione per la doppia cifra, ma Turmena calcia fuori. Rivediamo la giocata individuale di Turmena. Ercolessi fermato proprio da Turmena in fallo laterale. Sai. Lancio lungo che si spegne sul fondo. Pedro Siqueira mette in moto Carmelo Musumeci. Pallone fuori. Dicevamo di Silvio Rocha, terzo posto in assoluto in Europa a livello di longevità sulla stessa panchina. Meglio di lui solo Nuno Dias,
Attenzione ora la Meta Catania che recupera. Giulio Musumeci per Turmena, ancora Giulio Musumeci. Chiude l'1-2 con Gianluca e non trova la doppietta. E forse riusciamo a finire il discorso su Silvio Roccia. Meglio di lui solo Nuno Dias, attuale tecnico dello Sporting Lisbona, in carica da 14 anni, e Marc Cremona, che ha guidato il Barcellona per 12. Bocao dentro per Gianluca, girata che termina fuori. Sai con le mani, fallo commesso da Giulio Musumeci. Calcio di punizione già battuto dalla Came Treviso. Ercolessi, ancora il numero 2. Antoniazzi sbuca, ma poi Pedro Siqueira vede il movimento di Gianluca, gran giocata. Bocao sterza, Bocao per Gianluca, fuori. Evita il 10-1 la Came Treviso. Ma manca ancora tantissimo. Antoniazzi, buona idea per André Ferreira. Gioco di suola, poi prova a calciare. Bocao lo aspettava lì. Qui rivediamo la giocata di Antoniazzi, che poi però ha perso il pallone. Contropiede Meta Catania. Pedro Siqueira allarga il gioco. Sai ferma Turmena, che poi ha commesso fallo. Saremo ripetitivi. Nel frattempo Turmena si prende un cartellino giallo evitabilissimo. Evitabilissimo. Legittimo non essere d'accordo con il direttore di gara, ci può stare, ma prendere un giallo per proteste sul punteggio di 9-2 in gara 2 è davvero un'ingenuità non da Turmena, non da uno con la sua esperienza. Bocao, anche lui a parlare con l'arbitro 2. Pulbirenti si impegna e riesce anche ad arrestare la sua corsa. Poi deve entrare in campo però lo spazzolone sulla scivolata di Giovanni Pulbirenti, che ha una storia particolare perché è nato in Sicilia, a 15 anni è stato chiamato dalla Lazio, calcio a 11, per fare un provino con gli allievi che all'epoca erano allenati da Simone Inzaghi, e in rosa c'era anche Keita Balde. Il trasferimento però non si concretizza perché Giovanni non vuole smettere di studiare ancora Pulbirenti. Attenzione, Gianluca, sai, vince l'ennesimo duello della sua partita. Bocao, Gianluca, ancora Bocao. Dicevamo di Pulbirenti, trasferimento che non si concretizza perché non vuole smettere di studiare per dedicarsi solo al pallone, e poi vuole continuare a praticare uno sport che adora, che è il basket, e non vuole abbandonarlo per forza. Quando incontra il futsal capisce non solo che può continuare a studiare, ma che è anche un modo per fondere il calcio con alcuni principi propri del basket, e scatta l'amore a prima vista. Da quel momento si alterna tra parquet e libri di giurisprudenza, un po' come suo padre, che da ragazzo giocava a calcio, poi è diventato magistrato. Sacon a battere il fallo laterale. 4 minuti e 8 secondi da giocare. Sacon fuori,
Turmena, Leanza lo ferma anche con l'aiuto di Antoniazzi. Turmena, Giulio Musumeci, mezzo a 3, lotta Leanza e poi Turmena all'indietro verso Pedro Siqueira. Silvestri si gira, serve Turmena. Leanza ancora una volta, ma in questo caso con un fallo. E poi va a chiedere scusa Leanza, e l'impressione che da quella mattonella possa andare proprio Luis Turmena. Terza stagione per lui alla Meta Catania, 88 gol con quello segnato stasera. In precedenza vestito le maglie di Caos, Real Rieti, Feldi Eboli, Napoli e delle 84. Fischia l'arbitro. Va Turmena, Sai con il piede. Sacon. Sistema il pallone. Poi va all'indietro Podda, non può calciare di prima, il pallone gli torna tra i piedi. Silvestri cerca sul secondo palo Sacon, l'ultimo tocco è il suo. Rinvio già battuto da Sai, che sbaglia nel tentativo di mettere in moto Antoniazzi. Silvestri, Sacon, Podda alza la testa, scarica per Silvestri. Imbucata intelligente per Sacon, non va però a buon fine. Leanza sfida Podda, che guadagna una rimessa. Podda all'indietro per Silvestri, di nuovo Podda all'1 contro 1 con Leanza. Podda si accentra in orizzontale. Sacon, Sai, che riflesso! Sarà calcio d'angolo, il numero 9, come le reti segnate dalla Meta Catania. Podda per Giulio Musumeci. E ci sarà anche il calcio d'angolo della doppia cifra. Vedremo se porterà al gol della doppia cifra. Podda, stop, il pallone non è uscito. Silvestri chiama in causa Pedro Siqueira. Ancora Silvestri, avanza e trova Sacon, solissimo. Eccolo il gol del 10-2, che è anche il gol dell'ex di Sacon. Spietata la Meta Catania. Antoniazzi se ne va, prova a calciare. Destro che termina sul fondo. Rivediamo la rete del 10-2. Silvestri si stacca dalla marcatura di Leanza. Sacon, e non può sbagliare. Giulio Musumeci. Podda, tunnel, poi con l'esterno. Non trova Sacon. 2:21 da giocare. Sai, sulla pressione, rinvia Giulio Musumeci.
con l'esterno per Pedro Siqueira. Giulio Musumeci accenna un blocco Sacon, prova a far tutto da solo il numero 4, fermato da Capitanazzoni. Sacon, Podda, Silvestri, all'indietro Pedro Siqueira, supera la metà campo, scarica per Podda, zona tiro, Podda, Sai, alza in angolo. Battuta all'indietro, Sacon, sarà altro calcio d'angolo. Sempre Podda, Silvestri dentro. Non c'è nessuno in area di rigore. Fallo laterale per la Came Treviso. Battuto in avanti. Antoniazzi per Padoan. Gioco allargato verso Bui. Antoniazzi di prima verso Padoan. Silvestri ha capito tutto e intercetta. Padoan dalla grande distanza scalda le mani di Pedro Siqueira. Che mancino del numero 11. Corner a disposizione della Came Treviso. Riconquista palla la metà Catania. Podda, scodella per Silvestri che perde l'attimo buono per calciare. Poi riesce a girarsi Silvestri, palla al piede. 11-2. Partecipa alla festa anche Silvestri. Quarto gol nelle ultime 4 partite per Maurizio Silvestri. Il 10° in stagione, il 7° in campionato. Pedro Siqueira anticipa Bui. Poi contatto a centrocampo e fallo commesso da Antoniazzi. 44 secondi per le semifinali. 48 secondi al termine della sfida, con la metà Catania che prenota un posto in semifinale in attesa di scoprire tra un paio d'ore quale sarà il suo avversario, sempre che ci sia un verdetto. Bui con l'esterno, Podda riesce a difendere, raddoppiato il numero 2, fa il massimo e guadagna un calcio di rinvio. Pedro Siqueira, lunghissimo e preciso per Giulio Musumeci. Poi Azzoni, scarico, Antoniazzi in avanti, non riesce a prendere posizione. Padoan, 6 secondi alla sirena. Stava già per scattare la musica. All'indietro la Came Treviso rinuncia a pressare la metà Catania e arriva la sirena. La metà Catania si impone per 11-2 sulla Came Treviso e conquista un posto in semifinale scudetto, continuando la cavalcata verso quello che sarebbe il terzo titolo consecutivo. Partita senza storia, dominata dagli uomini di Wannara, che non hanno avuto pietà della Came Treviso e hanno superato la doppia cifra. Come vi anticipavo, rimanete sul canale YouTube della divisione calcio a 5, perché alle 20:30 ci saranno
le altre 3 partite valevoli per gara 2, vale a dire L84 Sandro Abate, Napoli Sporting Sala Consilina e Roma 1927 Feldi Eboli. Qui dal Pala Catania e da Luca Pellegrini è veramente tutto. Grazie per essere stati con noi e un buon proseguimento di serata.